Allora, benvenuti a tutti voi per questo nuovo video che riguarda il lotto, quindi con probabilità di vincita. Allora, come funziona? Queste sono delle carte napoletane dove ogni carta ha un numero corrispondente, vedete, scritto in napoletano, quindi voi che guardate questo video dovete scegliere tra tre città la città più che vi piace, più che amate: Venezia, Roma oppure Milano. Scegliete la vostra città. Ecco, scelto la vostra città, se, se il vostro nome, nel vostro nome esiste la lettera iniziale della vostra città, per voi che avete scelto Venezia, oppure per voi che avete scelto la città di Roma, se avete la lettera R, l'iniziale della vostra città, nel vostro nome, oppure tu che hai scelto Milano, se il tuo nome, nel tuo nome esiste l'iniziale della lettera M, e allora andiamo a scoprire per coloro che hanno scelto la città di Venezia. Ecco qua Venezia. Andiamo a scoprire, a prendere tre numeri a caso. E saranno i tre numeri da giocare all'otto sulla ruota di Venezia. Prendiamo il primo, prendiamo il secondo e un terzo a caso, così. Primo numero 60. 60 sta a indicare si lamenta, detto in napoletano si lagna. Ecco qua 60. Secondo numero 90, la paura. Terzo numero, la sposa, 63. Questi qua vanno giocati sulla ruota di Venezia per coloro che hanno scelto la città di Venezia e che hanno un nome che all'interno hanno l'iniziale della lettera V che corrisponde a Venezia. Questi sono i vostri tre numeri. Andiamo in ordine. Per coloro che hanno scelto la città di Roma, ecco qua, se il vostro nome, nel vostro nome avete la lettera R che corrisponde alla città di Roma, andiamo a prendere e prelevare i tre numeri da giocare sulla ruota di Roma. Logicamente fate una giocata ambo e terno, consigliato per 3 volte da giocare. 1, 2 e il 3. Primo numero il sangue fa 18. Secondo numero o padre e creatura, il padre dei bimbi, 29. Terzo numero il cacciatore, 61. Da giocare sulla ruota di Roma, consigliabile per 3 volte 3 estrazioni. Per voi, ripeto, che avete scelto la
città di Roma e che avete un nome con la R all'interno. E adesso ci spostiamo alla città di Milano. Per voi che avete scelto la città di Milano e all'interno del vostro nome corrisponde la lettera M, avete una lettera M, questi sono i vostri numeri. Ecco qua, andiamo a prendere i 3 numeri a caso. Trenta le palle del tenente. Eccolo qua, numero 30, primo numero, poi 64 fa la eccolo qua, la Marsina. E poi abbiamo il 58, il cartoccio, UPAC. 58. I 3 numeri per voi che avete scelto la città di Milano. Allora, per voi che avete scelto la città di Milano, questi sono i 3 numeri. Eccoli qua. Allora, io con questo video vi saluto augurandovi tantissima buona fortuna di una probabile vincita e non dimenticate di iscrivervi al mio canale ed attivare la campanella in modo che il prossimo video non ve lo perdete, sarà sicuramente vostro, con una notifica che avrete sicuramente da YouTube. Quindi iscrivetevi al mio canale. Buona giornata e al prossimo video.